Vorrei condividere con voi questa mattina un brano che si trova nel Vangelo di Marco, al capitolo 3, dal versetto 13 al versetto 19. Un brano che è riportato in 3 Vangeli e negli Atti degli Apostoli. L'elenco dei discepoli che il Signore designò per essere poi i 12 apostoli, che poi saranno gli apostoli del fondamento, ma che da questo momento in avanti verranno definiti nei Vangeli con l'espressione i 12, proprio a essere distinti da tutti gli altri discepoli. Quindi leggerò dalla versione di questo elenco che ci dà Marco, ripeto Marco, capitolo 3, dal versetto 13. Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 per tenerli con sé e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, cioè Simone, al quale mise nome Pietro, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali pose nome Boanerges, che vuol dire figli del tuono, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariot, quello che poi lo tradì. Ecco, questa è la storia della scelta da parte di Gesù di 12 tra i suoi discepoli. Sappiamo dai Vangeli che Gesù aveva un largo seguito di discepoli, si parla di centinaia. Se noi pensiamo al fatto che in una seconda chiamata ad andare a predicare Gesù ne scelse altri 70, questa è un'indicazione che c'era un largo numero di discepoli. Ma facciamo un passo indietro. Gesù aveva dei discepoli perché Gesù ha sempre invitato. Gesù è colui che invita, e il tempo della grazia può essere definito così, il tempo di validità dell'invito di Gesù. Gesù continua a invitare. Ogni parola che lui rivolge alle folle, a chi è disperato, a chi non ha speranza, a chi soffre, è sempre una parola di invito. Addirittura profeticamente in Isaia noi ascoltiamo gli inviti di Gesù agli uomini. Venite, comprate senza denaro, venite, scambierò il vostro dolore con un diadema di gioia. Ci sono numerosi inviti, a partire dall'Antico Testamento, tutti riferiti all'opera di Gesù. Gesù invita ancora questa mattina, Gesù invita tutti. L'invito di Gesù non è un invito esclusivo per un'elite di persone, anche se parleremo questa mattina di stringere il cerchio intorno a Gesù. Ma innanzitutto, se noi possiamo arrivare vicini a Gesù, è perché Lui invita tutti. L'invito di Gesù continua a essere un invito universale. Attenzione però, questo è un argomento che ha fatto scontrare il mondo cristiano tra quelli che rimangono aderenti all'insegnamento biblico e quelli che hanno un po' edulcorato il cristianesimo, perché l'invito di Gesù è universale, ma non è universale l'accoglienza, perché per definizione se c'è un invito ci deve essere una risposta. E quando Gesù raccontò la parabola del gran convito, lui parlò di un signore che mandò i suoi attendenti a invitare. Addirittura l'invito fu duplice, quindi non una volta sola, ma più di una volta Dio continua a invitare. L'invito è aperto a tutti. L'invito dopo il primo rifiuto era stato allargato alle persone che erano nei crocicchi delle strade. L'invito è aperto a tutti, ma proprio perché un invito richiede una risposta. E poiché richiede una risposta, questo ci indica che l'invito è universale, ma non l'accoglienza è universale.
Tutti quelli che accettano l'invito saranno accolti. L'invito apre la porta, l'invito non fa discriminazione, ma bisogna poi accettarlo. Quindi innanzitutto dobbiamo dire che Gesù invita. Questa mattina Gesù invita me, invita te che ascolti, invita tutti, quelli che sono già credenti, quelli che non sono credenti. Gesù sta invitando e dopo il suo invito noi vogliamo dare la nostra risposta. Venite a me, voi tutti che siete aggravati e oppressi, e io vi darò riposo. Un altro invito, e ce ne sono tanti. Quindi vogliamo continuare ad ascoltare la parola del Signore e noi discerneremo chiaramente, distingueremo che le sue sono parole di invito. E dopo aver ricevuto l'invito vogliamo accettarlo, vogliamo riceverlo, accoglierlo, perché possiamo avvicinarci a Gesù. Gesù non ha mai cacciato nessuno, del resto Lui è quello che invita. E quindi è garantito che tutti quelli che accetteranno il suo invito non saranno disprezzati, non saranno cacciati indietro, non saranno resi lontani da colui che li sta attirando a sé. Gesù invita e noi vogliamo andare, ci vogliamo avvicinare, vogliamo accogliere l'invito ad avvicinarci a Gesù. È rivolto a tutti quelli che ascoltano la parola di Dio. Tutti possono seguire il Signore, tutti possono seguire il Maestro. E il Signore nel tempo del suo ministero terreno vide tantissime persone, non soltanto i 70, i 12, la cerchia da cui uscirono fuori i 70 e i 12, ma molti e molti di più. Ci sono dei passi evangelici in cui si parla di folle, letteralmente folle, che andavano a Gesù. Addirittura alcune folle per seguire Gesù, mentre Gesù attraversava il lago in barca, fecero a piedi lungo la riva tutto il percorso per arrivare dall'altra parte del lago e raggiungere Gesù. Tutti possono seguire il Signore. Egli è il pastore che dà la sua vita per le pecore. Egli è l'amico che decide di non porsi più come Signore lontano, ma chiama i suoi servitori amici, perché condivide con loro quello che ha in mente di fare. Gesù è colui che, disse Pietro, è l'unico che ha parole di vita eterna. Noi vogliamo seguire Gesù, poiché possiamo seguirlo, vogliamo seguire il Signore, vogliamo accettare l'invito del Maestro. È buono per noi andare dietro il buon pastore, è buono per l'anima nostra arrenderci, smetterla di proporci di essere noi le guide della nostra vita e andare dietro a colui che conosce la strada meglio di noi, colui che ha promesso di andare davanti a noi. Seguiamo Gesù, accettiamo il suo invito e iniziamo a seguirlo. È possibile ed è buono, è vitale per noi. Quindi tutti possono seguire il Signore, ma si può fare un passo successivo e questo è un po' il senso del messaggio, di stringere il cerchio intorno a Gesù. Tutti possono seguire Gesù, tutti possono andare dietro a Lui, tutti possono gustare i benefici della sua potenza, della sua misericordia, come le migliaia di persone alla moltiplicazione dei pani. Ma Gesù ebbe anche modo di rimproverarli, perché loro iniziarono a seguire Gesù e Gesù disse loro: voi mi seguite perché vi ho sfamati e aspettate altro pane. Ma possiamo stringere di più il cerchio intorno a Gesù e diventare suoi discepoli. Si può essere discepoli di Gesù. Discepoli significa scegliere. Mi lego un po' al messaggio della scorsa settimana. Scegliere di seguirlo sempre e ovunque. Questo vuol dire essere discepoli del Signore. Molti parlano di Gesù nei termini di amore, nei termini di affezione, nei termini di bellezza e ispirazione delle parole di Dio al cuore. Ma questo non significa essere discepoli del Signore. Seguire il Signore a intermittenza non significa essere discepoli del Signore.
Seguire il Signore soltanto quando si è in splendida forma spirituale non significa essere discepoli del Signore. Discepoli del Signore sono quelli che lo seguono sempre e ovunque. I discepoli sono una categoria di credenti, una categoria diversa. È una categoria che ha anche l'enorme privilegio di ascoltare le parole di Gesù, di vedere i miracoli di Gesù non dall'altra parte, ma accanto al Maestro, proprio come i discepoli videro l'opera di Gesù. Non soltanto i 12, ma tutti i discepoli di Gesù, i 70, 100, 150, quanti erano, videro l'opera di Gesù in un modo diverso dalle folle. Noi possiamo farla questa distinzione, folle e discepoli. E i discepoli apprezzarono l'opera del Signore meglio perché erano vicini a Gesù mentre Lui parlava. Potevano chiedergli di ascoltare le parabole e le spiegazioni. Potevano chiedere maggiori spiegazioni nell'intimità. Potevano condividere il pranzo intimo con Gesù. Potevano vedere delle cose che le folle non avevano mai visto di Gesù. Potevano stare più vicini al Signore. Questa mattina proponiamoci di stringere il cerchio più vicini a Gesù. È possibile, dicevo, seguirlo. E l'invito è rivolto a tutti, ma è possibile ancor più diventare discepoli di Gesù, discepoli del Maestro, seguirlo sempre, in ogni città, in ogni situazione, in ogni circostanza, dire noi non siamo soltanto quelli che seguono Gesù, ma noi siamo i discepoli, quelli che lo seguono sempre, quando Gesù si ferma rimangono ai suoi piedi, ascoltano le sue parole, vengono istruiti, vengono ammaestrati. E noi vogliamo avere questo proponimento, fratello, sorella, appressati di più a Gesù, stringi il cerchio della tua relazione col Signore più vicino a Gesù. Diventa discepolo, non soltanto colui che ha deciso di seguire in qualche modo, ma discepolo, pienamente consacrato. Segui Gesù passo passo con Lui, più stretto, più vicino, più legato a Cristo. E se non hai Gesù nel cuore, accetta l'invito questa mattina. L'invito è per te, come per tutti. Accettalo. Gesù ti accoglierà, non ti caccerà via. E tu potrai diventare suo discepolo e ascoltare parole che non hai mai ascoltato. Pietro poté dire: Signore, da chi andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna, perché era discepolo. Quando Gesù iniziò a parlare duro, quando le cose non erano più esattamente rose e fiori, si dice così, molti, dice Giovanni, tra le folle di quelli che seguivano Gesù, iniziarono a farsi indietro. E Gesù mise un po' con le spalle al muro i suoi discepoli, disse: non ve ne volete andare anche voi? E Pietro disse: Signore, noi eravamo tra le folle che hanno iniziato a seguirti. Poi abbiamo avuto il privilegio di stringere il cerchio verso di te e siamo diventati tuoi discepoli. E come tuoi discepoli abbiamo ascoltato delle parole diverse. E ora l'unica cosa che possiamo dire, anche se le cose si fanno difficili, anche se non c'è più l'apprezzamento e l'approvazione umana, una cosa noi possiamo dire: da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Diventiamo discepoli. Stringiamoci di più al Signore, perché lì si ascoltano parole che non sono mai state ascoltate, parole che solo Cristo può pronunciare e pronuncia per i Suoi. Ho un timore che spinge la mia preghiera di queste settimane. Molti possono essere stati avvolti da apatia nelle case, da un senso di distacco, proprio perché non c'è lo stimolo del ritrovarsi insieme nella casa del Signore. Molti forse non hanno più sentito il fervore di prima perché sono cambiate le circostanze con cui ci siamo raccolti insieme. Ho il timore che qualcuno, vedendo la situazione cambiare, abbia raffreddato il suo cuore, ma
A questo timore voglio legare la preghiera, perché ci siano invece risposte di risveglio, perché ci siano risposte come quelle di Pietro. Signore, noi rimaniamo qui, perché tu solo hai parole di vita eterna. Però voglio aggiungere ancora un passo, perché per stringere il cerchio intorno a Gesù si può procedere oltre, ed è il passo che ho letto. Tra i discepoli Gesù chiamò quelli che egli volle. E già qui abbiamo un punto di grande privilegio per quelli che sono discepoli del Signore. È Gesù che ci ha chiamati, è Gesù che ci ha voluti, è Gesù che ha deciso di spendere il tempo con noi per ammaestrarci, per farci essere più simili a Lui. Ma tra i discepoli possiamo aspirare di essere più intimi con Gesù, più intimi. Ora dobbiamo fare un distinguo doveroso a livello dottrinale. I 12, quelli che abbiamo letto nell'elenco, sarebbero diventati gli apostoli del fondamento, quelli che avrebbero posto le basi della dottrina cristiana, quindi l'insegnamento della dottrina che noi seguiamo è definito l'insegnamento apostolico, proprio perché Gesù affidò ai 12 la divulgazione, l'insegnamento, la strutturazione della dottrina cristiana. Quindi il distinguo che dobbiamo fare è che quei 12 sono irripetibili. Infatti non ci saranno mai più 12, nessuno può porre altro fondamento se non quello che ha posto Cristo attraverso i suoi apostoli. Ma non è sull'aspetto dottrinale che mi voglio soffermare, ma su un aspetto spirituale che noi possiamo condividere con i 12. Ed è questo: si può diventare gli intimi di Gesù. Tra i discepoli è possibile stringere ancora di più il cerchio e diventare non soltanto discepolo generico, ma più vicini a Gesù. I 12 erano quelli che Gesù scelse per tenerli con sé, dice Marco. Gesù li scelse, tra tanti ne scelse 12 perché stessero con lui ancora di più. E noi vedremo i 12 stare notte e giorno con Gesù, condividere i pasti, condividere anche la mancanza dei pasti, condividere il tetto che copriva il capo di Gesù e a volte, come Gesù testimoniò, condividere anche la mancanza di un tetto sopra la testa. Gesù disse: le volpi hanno le tane, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Quei 12 furono scelti da Gesù per essere più intimi con Lui e conoscere qualcosa di Gesù di ancora più profondo. Io credo che il Signore voglia che noi diventiamo ancora più intimi con Lui. Se si può parlare di una qualche carriera cristiana, dobbiamo davvero distinguere tra la stortura del mondo, che pensa che si possa fare carriera nel mondo della predicazione, nel mondo della musica, nel mondo dell'intrattenimento cristiano. Questo non ha niente a che fare con l'insegnamento biblico, ma c'è una carriera che noi possiamo fare ed è aspirare ad arrivare sempre più vicino a Gesù, arrivare a far parte del cerchio più stretto di Gesù, più intimi a Gesù. Questa è la carriera che io voglio fare. Lontano da Cristo l'ho incontrato, mi sono avvicinato, sono diventato suo discepolo e voglio essere ancora più vicino. Questo è il progresso che io voglio avere, più intimo con Gesù, una comunione più profonda con Gesù. Gesù decise di tenere con sé questi 12. Questi decisero di rinunciare a loro stessi per poter essere tra gli intimi di Gesù, per poter essere nella cerchia ristretta di Gesù. Bisogna decidere non soltanto di seguire sempre ovunque Gesù come i discepoli, ma di rinunciare a noi stessi, perché Gesù ci chiederà
di salire sulla barca quando c'è la tempesta. Gesù ci chiederà di camminare con Lui nel cuore della notte. Gesù ci chiederà di entrare in paesi dove c'è ostilità e c'è il rischio di essere lapidati, oltraggiati in ogni modo. Gesù ci chiederà cose che noi non avremmo mai immaginato per noi. Quindi, per poter essere più intimi con Gesù, noi dobbiamo rinunciare a noi stessi. Ma la carriera spirituale, carriera tra virgolette che dicevo prima, vale la pena farla. Perché Gesù scelse 12 più intimi con Lui per tenerli con sé. Io voglio che Gesù mi tenga con sé. Voglio vedere la vita di preghiera di Gesù. Tra i 12 c'erano quelli che Gesù portò un po' più in là nel Getsemani. Tra i 12 c'erano quelli che videro le sofferenze di preghiera di Gesù. Tra i 12, i più intimi, c'erano quelli che videro la trasfigurazione. Tra i 12 c'erano quelli che potevano fargli delle domande. Quando Gesù disse: io vado al Padre, Signore, quando andrai? Che cosa sarà di noi, Signore? C'era la possibilità di fare delle domande intime a tu per tu. I 12 videro le lotte di Gesù, l'intensità del suo amore, le sue sofferenze. Furono più intimi con Gesù. Io voglio conoscere di più il Signore. Questa è la carriera che voglio fare. Più vicino a Gesù, più intimo a Gesù. Non voglio stare ai margini, non voglio stare nella folla, non voglio rimanere in mezzo a tanti, ma voglio essere più vicino al Signore. Voglio ascoltare una parola in più di Gesù. Voglio vedere un gesto in più del Signore. Paolo scriveva: mi sono proposto di non sapere altro fra di voi fuorché Cristo e Lui crocifisso. E lo abbiamo visto più volte. Più l'Apostolo andava avanti nella sua vita terrena, più il suo proposito era quello di conoscere di più Cristo, tanto che il resto era spazzatura per lui di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù. Voglio stringere ancora di più il cerchio intorno a Cristo, perché quelli intimi con Gesù, è scritto, Gesù li scelse per tenerli con sé e poi per mandarli come apostoli. Un altro Vangelo dirà a cui pose il nome apostoli. Ecco, Gesù li costituì 12 per tenerli con sé e per mandarli a predicare con potenza. A volte rimango un po' perplesso perché ci sono tanti, specie in ambito giovanile, che si lasciano infiammare da grandi frasi o da grandi biografie e aspirano per loro stesso, infiammati da questi input così di grande impatto, aspirano per loro stessi a vedere la gloria del Signore, a vedere la loro vita usata dal Signore in modo glorioso, e si aspira così a vite di grande servizio, immaginando di poter essere come i missionari, come gli uomini che Dio ha usato per cambiare la storia. Questo è possibile. Dio si può usare di noi per cambiare la storia. Dio può usarsi di noi in modo glorioso. Noi possiamo vedere la gloria di Dio. Noi possiamo, come si dice spesso ultimamente, fare la differenza. È possibile, certo. Ma quello che tante volte sfugge è che Dio sceglie, chiama, tiene con sé e poi manda quelli che fanno parte della sua cerchia ristretta, quelli che avevano la caratteristica di essere più intimi con Lui. E il problema è proprio questo, che tanti aspirano, magari di ritorno da un culto di risveglio, un grande raduno, un grande evento, pensano di poter andare al Signore per essere usati per la sua gloria, ma dimenticano che quelli che sono stati usati dal Signore erano quelli che erano intimi col Signore, non erano quelli che erano infiammati a intermittenza, ma avevano deciso di rinunciare a loro stessi per seguire il Signore, per ascoltare le parole del Signore, piacevoli o spiacevoli che fossero. Una caratteristica era comune a tutti i 12 e
che diventarono apostoli e i discepoli di Gesù in generale. E non erano le qualità, non erano i buoni propositi, ma era la costanza nel seguire il Signore. Quando Giuda Iscariota si suicidò e quindi mancò il 12°, prima di Pentecoste, gli 11 avevano ben chiara qual era la caratteristica necessaria che aveva suggerito a Gesù la scelta. Occorre che scegliamo un altro che sostituisca Giuda tra quelli che sono stati con noi fin dal principio, sempre, dall'inizio, costanza, non avevano mai abbandonato Gesù. Quindi tra i tanti discepoli ne scelsero un altro, poi sappiamo che la scelta cadde su Mattia. Mattia era come i 12, era come i discepoli, era rimasto costante. Del resto, se noi leggiamo la rassegna dei 12, non abbiamo un ventaglio di virtù e qualità. Pietro era un impulsivo, Giacomo e Giovanni erano degli arroganti, privi di pazienza. Addirittura Tommaso era uno scettico di prima categoria. Matteo aveva speso la sua vita nella corruzione, nel tradimento, disonesto, poi per grazia di Dio divenne onesto. Bartolomeo era un razionale, non si fidava di nessuno. Uno era addirittura un terrorista, uno zelota. L'altro era uno che probabilmente era molle di carattere. Taddeo era considerato il minore. Caratteristiche che non sono virtù, non sono le caratteristiche dei leader, non sono le caratteristiche di persone carismatiche. Ma Gesù cercò una sola caratteristica, la fedeltà. Gesù cercò la caratteristica della costanza. Quelli che sono stati con me fin dal principio non se ne sono mai andati, non si sono mai scoraggiati, non sono mai venuti meno, non hanno mai deciso di cambiare strada, non hanno mai deciso di prendersi una pausa da me. Tra quelli io ne ho scelto 12 per essere più intimi con me e ho concesso loro di venire più vicino a me, vedere le mie lacrime, vedere addirittura le gocce di sangue dalla mia fronte. Ho concesso loro di conoscere di più di me e poi ho deciso di usarli per la mia gloria. C'è la possibilità di stringere il cerchio intorno a Gesù. Fratello, sorella, tra poco usciremo fuori, ma non usciamo fuori per allontanarci da Gesù, usciamo fuori per stringerci di più vicini a Gesù. È come se fossimo in un cerchio intorno a Gesù. E l'invito è rivolto a tutti, questo cerchio può essere accolto da tutti, ma possiamo diventare discepoli, appressarci un po' di più al Signore, ma possiamo ancora di più diventare intimi di Gesù e far sì che possiamo udire delle parole che cambieranno la nostra vita. E nonostante i nostri limiti, il Signore può fare di noi dei Suoi servitori. E il cerchio si stringe, noi possiamo diventare gli amici di Gesù. Possiamo vedere il Signore, ascoltare i Suoi insegnamenti privati ed essere usati da Lui con potenza per predicare l'Evangelo. Il Signore ci aiuti a essere lì quando Lui chiamerà, essere attenti alla Sua voce, quando Lui sceglierà qualcuno da tenere con sé. Io voglio essere più vicino a Gesù, io voglio essere più intimo con Gesù. E poi, se Lui vorrò essere uno strumento docile nelle Sue mani. Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che Egli volle. Essi andarono a Lui, andiamo a Lui. Ne costituì 12 per tenerli con sé e poi mandarli. Accettiamo l'invito di Gesù. Andiamo a Lui con tutto il nostro cuore. Andiamo più vicini a Gesù. Non rimaniamo a distanza, non aspettiamo che Lui ci raggiunga, Lui ci ha già invitati, ha aperto le Sue braccia, ci sta accogliendo, avviciniamoci a Gesù, non ci caccerà indietro e noi diventeremo più intimi, più stretti a Lui e allora vedremo la gloria del Signore. Dio ci benedica.